Questo è il municipio di Melito, che praticamente tu entravi e ci stava la scala a sinistra e saliva in coppa e praticamente ci stava uno che faceva il stato di famiglia, si chiamava Costantino, che poi c'è stava la democrazia cristiana a destra, questo wascio qua, chiamiamola così. Che bei ricordi. Che se chi nella nenna, che si vendeva la murcia. Prima veniva la frutta, però comunque praticamente vendeva frutta, o tempo la murcia, vendeva la murcia e compagnia cantare. E io ero guaglioncello, insomma, giovanettello, ma ricordo bene, sì, sì. Che sei passato Monaco, che sei passato Monaco. Castivi casa praticamente Ciccio Russo, che poi sarebbe il padre di Giovanni Russo che aveva a faticare in campagna con questo, quando si scugnavano in noce, a pune in noce, a lavare in noce, a munne in noce, o tempo di Pumarola, a cogliere il Pumarola, che poi mi ricordo che, mentre che quando era un tempo che si frusciava la terra, si dice, poi si dice si frasei e compagnia cantare, si preparava il terreno per poi seminare, no? E allora non ci stavano come stanno poi i trattori, eccetera. Ci stava un prussiano con un cavallo, era mantenere un cavallo e portarlo avanti. E nello stesso tempo, insomma, facevi da guida come era cambiato un cavallo. Poi ci stavano, chiamavano il strappone, sarebbe le radici delle spighe, venivano tagliate sotto sotto e mica tenevi le scarpe, non stavano le scarpe. Mi faceva male i piedi, poi il sudore si mischiava con il terreno e mi bruciava. Io il cavallo mi retta un morso in coppa alla spalla. Che praticamente insomma, tutti scarumati, come fai, era malandato, capito? Già mano a me. Poi ci stanno tutti i palazzi, 7 piani, 10 piani. Raffaele. Questo è stato un grande prevede. Il padre faceva ora a mare. Il padre che qua faceva ora a mare. Sta a dove stavano in casa. Praticamente a Chiesa Melito, quando voi verso Casa Martina, che poi ci stava un bar là, che si chiamava il bar Onfedrico Sepe, che praticamente poi c'è stato un bar che si chiama Franco Sepe, verso fuori il Colonna di Giuliani, a Recimma. Questo famoso medico, il dottor Ieg, che poi praticamente c'è pure un sindaco a Melito. Questo dottore Giuseppe Ieg, quando veniva a visitare le creature, no? Veniva sempre con i fischi, che feschiettava, eccetera. Allora diceva, sai, mamma, dice, tutto guaglione, sa vita non può mangiare, non è buono. Oppure un'altra femmina diceva, tutto un guaglione non si sente buono, ma sta mangiando. Sì, come sta mangiando? Allora stiamo a posto, non ti preoccupare, si mette a posto tutte cose. Ma trovano poche medicine, erano simpaticoni. Il dottor Iego, bellissimo. Che ci sono i pazienti Melito, e chiamavano, si dice i foglietti, ma si chiamano i pazienti. Questa qua c'è un'associazione, la Maronna e l'Arca che erano un capolavoro. E i pazienti di Casa Martina, perché chi poi facevano i gare, anche degli altri paesi, che venivano per esempio, come noi, come Melito andava per esempio a Sant'Antimo, a Casandrino, che da Genicere, Sant'Arpino, questi paesi qua, no? Facevano i gare, capito? E poi i meglio pazienti che avevano il premio. E c'era diceva così il presidente, che non mi ricordo come si chiama, però se mi caso non andai a alzare frega, in questo palazzo a Romoce stava Gaetano Capafuto, che poi era aperta una cantina, che era un figlio di Firondini, che teneva la cantina in Coppa Puzzo, insomma sarebbe proprio verso Casa Martino, no? E che praticamente insomma venivano a mangiare venivano la gente a Napoli, facevano pezzi di stock che, insomma, che era la fine del mondo. Mi ricordo un aneddoto che si chiamava Pascucci, questo qua, gli veniva dalla cantina, allora si ubriacava, poi usciva dalla cantina insomma e barcollava.
per dire qualcosa, per esempio, dice calcio combinato, no? Barcollava veniva Carella e poi diceva che belli patani, che patani, che patani, perché diceva guarda che va Carella. È bello, sono bei ricordi, ero guagliuncillo, insomma. Poi sono passato quasi ben 70-71 anni, una cosa del genere. Chi sono giratondo che tenevano niente, eravamo guagliuno, cose, e si faceva un giratondo, o zumba a cavallo, 31, insomma, una scondiglia, cose. Mo chiamano, mo non si usano proprio più questi giochi qua, perché ormai ci sta internet qua, o TikTok, insomma, o Facebook che hanno rovinato tutto, perché questa era l'epoca vera, l'epoca sincera, l'epoca ingenua, insomma. Qua c'è stata una storia bella qua. Praticamente per me lì passava un tram che veniva da Versa che andava a Napoli. E praticamente sta ancora oggi, si chiama Fuori Colonia Giuliana. Lì veniva il tram da Versa e si fermava a Colonia Giuliana. Poi veniva la navetta da Giuliano, da Santo Nicola, che prendeva la gente di Giuliano e li metteva su coppa sul tram a 3 carrozze che poi venivano a Napoli. È chiaro? E quando passava il tram la sera tardi, quando ero giovanottello, noi ci mettevamo in coppia entrare alla chiesa di Melito e una sera tardi accompareva insomma sulle chiasse, sui binari del tram, accompareva un coniglio bianco e noi ci spaventavamo, ci mettevamo paura, dicevamo mamma Rucarma che è successo qua? Perché sai, vedere una cosa del genere e poi spariva, era una cosa che ci faceva paura a noi ragazzini, capito? E poi ricordo come fosse un tram a 3 carrozze che proveniva da Versa e andava a Napoli. Quante volte ci pigliato il tram che poi non teneva manco i soldi e mi faceva stare a uno che se prendevamo l'uno all'angolo proprio alla chiesa, al Melito. E poi ci devo quando veniva a faticare, perché io lavoravo in mezzo ai 4 palazzi, insomma facevo un guaglione dei negozi di tessuti. Voglio porto un pacco a tale parte, voglio fare merenda a questo, voglio fare un giornale, tutte queste cose qua, che bei ricordi. Chi se lavavano i panni, mi ricordo a mamma che lavava i panni sotto il portone, si diceva, sotto il portone, insomma, da piazza Freva, no? E che praticamente facevano a turno, che lavavano i panni con un lavatura, a Rossano queste donne, praticamente se lavavano i panni, stavano un lavatura, però era fatta di cemento, no? E insomma si lavavano i panni lì dentro e ognuno diceva Maddalena, a mia madre si chiamava Maddalena, Maddalena quando la lava i panni rimane, allora oggi rimane in lavatura, oppure rimane e lava una nannina che stava a casa là dentro, l'altra si chiamava Orsolino, sempre in un luogo rosso. E poi c'è pure un forno, in questo luogo dove abitavamo noi, sai, io per scherzare, quando mi dicono ma tu sei nato, io dico a Palazzo Reale, perché era talmente un palazzetto proprio malandato, a momenti si buttavano pochi venti, buttavano in terra e logicamente per scherzare dico sono nato a Palazzo Reale, per non dire sono nato in da miseria. Ah, questo è quello che prendevo vino. Sì. Lilina, si chiamava Lilina. Lilina e Macchievina. Macchievina è uno che si chiamava Don Beppe, che lui aveva fatto, chi si teneva la salumeria, vendeva vino e tutte cose. E praticamente lui aveva fatto debito là, cioè si pagava ogni 15 giorni. E logicamente, insomma, venivano pure delle quindicine che non tenevano la lira, non potevamo pagare. E io ero un ragazzino e dicevo vicino a chi se Don Beppe, dicevo, ma vi do la mia parola da uomo, che la quindicina prossima avrete tutte e due le quindicine, invece non era niente. E lui, insomma, gli piaceva questo fatto che io dicevo, vi do la mia parola da uomo, erano guagliuncilli, no? E dicevo, vi do la mia parola da uomo. E comunque sono ricordi bellissimi e bruttissimi perché ti ricordano la miseria. Maitella, si chiamava Maittina Samucciara. Mi ricordo che quando ero piccirillo, allora ci stava proprio la fame, proprio, figurati, e io sono 41, praticamente insomma che tenevo 7-8 anni e dunque era finita da poco la guerra eccetera, noi ci puzzavamo di fame veramente,
proprio la fame proprio, si vedeva proprio sul viso. E allora mamma riceve, moriva un pentolone grande, no? E diceva vicino a me, quando mattina si mucciare sempre all'angolo di questa chiesa di Melito, all'angolo della piazza Freva, ma diceva, va a pigliare allora una lira e samurcia. E allora diceva, però fatela caurare l'acqua, capite? Cioè il pentolone pieno d'acqua. A un certo momento io andavo da questa mattina, diceva, ma così mamma, insomma, soliterà una lira e samurcia. E allora a un certo momento lei diceva, una lira e samurcia, e che con tutta questa pentola che mi fa qua? E che mamma ha detto, prendete c'è l'acqua bollente, poi ci mettiamo un pane a rind, che il pane seraticcio sarebbe il pane duro, lo mettevamo dentro, che allora il forte calore, insomma, gonfiava questo pane e mamma ci saziava a tutte noi, che eravamo 6-7 di noi allora. Maettina. E quando, mamma mia, quante volte mi hanno messo pure a me, insomma, ad allargare la lana, perché tosavano le pecore, cioè tosavano le pecore, no? E poi si vendevano, diciamo, la lana delle pecore, però logicamente veniva lavata, poi erano tutto aggrupito e tu la dovevi aprire man mano, poi si asciugava al sole e facevano i matarazzi, cioè insomma i materassi, diciamo così, da provinciale si chiamavano i saccuni, che poi era un grande sacco che si metteva la lana dentro e come era bello comodo, perché erano i materazzi lana. Quelle case che avevano questi materazzi con la lana dentro erano gente che potevano spendere, perché la lana costava allora. Le pannocce sono in italiano, sì, però noi chiamavamo le spugne. È chiaro. Paesanamente dicevamo i amma spullo che spugna. Chi si ricorda come fosse modo, non notare. Chi sempre da curve a rostare a chiesa, quando vuoi andare a Casa Martina, un po' più avanti nella curva, quando poi vuoi fuori il colonne di Giuliana, c'è spiazzato là e c'è questo donna Uttare, che praticamente, guarda la fatalità, io faceva amore, ci cavaliere del paese, si chiamava Nanninelli, e gli ha inventato questo. E che si dice, quello dobbiamo fare sta quiete, capito no? Donna Uttare. Ma che belli facce così, pazzo. E questo è Casa Martina. Si facevano le feste come da tipo, invece di stare in da casa, in da cucina, a rossa erano le cucine rosse, erano 1 metro quadrato. E allora uscivano fuori, diceva così, fuori il luogo. E insomma, perché era una gente assai e festeggiavano così, si faceva una fotografia, ricordo, come infatti c'è stata una signora che ha tenuto un guaglione in braccio, che hanno fatto certamente un battesimo. Noi chiamavamo battesimo dei pulicchiosi. E che sia Piazza Pezzone. Sarebbe via Pizzone e poi Piazza Pezzone. Capitava una nonna amica che si chiamava Popanella, che il marito poi si chiamava Filippo. E mamma è nata proprio in uno di questi vicoli, a Piazza Pezzone, che poi attraverso sempre la Coppa al Lumbadella, vai a Piazza Pezzone e nello stesso tempo esce Coppa a Cappelli che poi vai a Napoli. Ma quante fotografie tieni? E c'è sempre che quando ero piccolino, no? Che era un parco dell'Asse delle Feste di Santo Stefano. Cioè praticamente, can Coppa si vendevano, per esempio, si faceva la vendita all'asta. E allora uno portava il prosciutto, un altro portava la pecora, un altro portava la gallina e si vendeva all'asta, che poi si facevano i soldi per fare la festa di Santo Stefano. Il comitato andava in cerca a tutti i negozi per accumulare soldi per fare la festa. E poi di più vendevano questa roba che regalava la gente e mettevano assieme a quei soldi per fare poi la festa. E mi ricordo che ai tempi miei chiamavano la banda di musica. E ci stava un maestro che si chiamava Raffaele e che aveva una banda di musica di Melito e a un certo momento questo qui faceva sempre la stessa cosa, ogni anno faceva sempre la stessa cosa, perché noi domandavamo, oh Raffaele che si suona stasera? Voglio sempre lo stesso. Figurati.
che praticamente a posto stiamo sempre da Piazza Freve, però si chiamava Areto Puscionare. Come vi spiego poi? Praticamente era in questo vicolo che sono tutti questi palazzielli vecchi, mezzo scarupati dove abitavo io, in fondo a tutto ci stavano praticamente, si chiamava, e ci stava la posta in questo cancello, che praticamente poi io quando ho incominciato a guadagnare qualcosa di soldi, mandavi a mamma, ci faceva, si chiamava uvaglia postale, e gli mandavi i soldi attraverso la uvaglia postale. E c'era qualcuno che faceva mettere la croce a mamma come garante, perché mamma non sapeva fare film. Poi piano piano gli ho fatto, l'ho fatto capire come si scriveva Cinetta Maddalena, e lei praticamente si andava a ritirare i soldi qua, proprio in questo cancello, che si chiamava, e ci stava il primo postino, teneva uno postino alla posta, mica teneva 300 postini, era uno postino che abitava stesso su questo, da sta Piazza Freva, diciamo, dove abitavo anche io. E allora Terenzio si chiamava Reto Puscinare, che poi andava in campagna, e c'erano i contadini, eccetera. Che belle cose, belle cose, belle cose. La processione, aspetta, bella. Guarda che era importante, e tutto Melito, praticamente tutta la brava gente, tutti qua, pure i cattivi. Quando c'è stata la processione, insomma, Santo Stefano che scendeva praticamente per la strada, portavano a Santo Stefano, a Maronna e il compagnia cantata, era una cosa molto importante, era una cosa imponente per il paese. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. E questo è sempre sulla via Roma, tra Melito, che sta a chiesa, e via Roma, che poi gli vengono a cappella e così via, vai a Secondigliano, eccetera. A sfilata in macchina, sì, 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 sì. Ma queste però erano tutte gente ricca, quando ci teneva in macchina, mica era la macchina, tutte in macchine velite, magari tenevano tutte in macchine velite. Insomma, c'è stato il signore che teneva la macchina, perché il signore era teneva la macchina, e faceva una sfilata in macchine come anche adesso fanno la sfilata delle macchine antiche, eccetera. Però venivano in macchina tutto, ma come infatti in fondo si vede la chiesa di Melito, e si organizzavano queste cose qua, insomma, perché non ci stava niente, capito? Allora mettevano in mezzo una cosa, facevano la sfilata in macchina, facevano la corsa, ci stavano pure per esempio che si faceva un palesapone, insomma, si inventavano delle cose per stare, per non stare in ozio, capito? E chi su campanile, ci sta ancora adesso. Sì, comunque Melito è bellino, adesso non si capisce più niente.